Mamma mia, si può dire che a me il primo tempo ha fatto cagare? Lo posso dire? Mamma mia. Nel primo tempo male, tralasciando il gol veramente male male male. Nel secondo tempo siamo andati un po' meglio, però abbiamo sempre il solito problema dei cambi. Azzi, che ce ne fa con Azzi noi? Va- Vabbè, volevo dire anche che, cioè, penso sarà il titolo del video. Io voglio 11 Azzi, cioè 11 Azzi per carità, voglio 11 Gaetano in campo perché è un giocatore veramente eccezionale. Cioè io farei veramente carte false per portarlo a titolo definitivo a Cagliari perché è veramente un giocatore imprescindibile, secondo me. E devo dire, oggi non mi è piaciuto particolarmente Lumbo, l'ho trovato un po' spento per quello che è il suo solito. Tra l'altro, piccolo off topic, non so quanti la pensino come me, ma la maglia del Cagliari con il pantaloncino bianco diventa ancora più bella, secondo me. Veramente spettacolare col pantaloncino bianco. Secondo me rende molto molto di più. Comunque, al momento attuale siamo all'88esimo. Ci stiamo provando. Speriamo di riuscirci perché uscire da Udine coi 3 punti è fondamentale. Dai, raga, io gli voglio bene a Lumbo, non può cross a lui. Dai, su. Cioè, di tutti quelli che possono andare a cross a Lumbo. Ah, raga, un'altra prestazione orribile degli Yankto. Cioè, una cosa imbarazzante, Yankto. La Padula pure ha tirato una bella punizione. Però si ritorna sempre allo stesso principio. Se tu la palla non te la vai a prendere perché non te la passano, tu la predichi nel deserto, non fai assolutamente nulla. Quindi prestazione negativa di Lapadula un po' per colpa della squadra, ma anche un po' per colpa sua, per forza di cose. Tanto mamma mia Gaetano, figlio mio. Eh, ma perché non so tutti come Gaetano? Io vorrei 11 Gaetano in campo, 11. Giocatore fantastico. Non oso immaginare quando tornerà anche Oristagno che coppia sarà quella. Una coppia fantastica. 5 minuti di recupero, attenzione. Le possibilità ci sono, perché ci stanno. Le vogliamo sfruttare, ragazzi? Magumbu oggi, nonostante lo adori, bello sto dribbling, però ha sbagliato alcune cose, ha perso parecchie volte tempo. Oh, vai, vai! Mamma mia, Magumbu, tacci tua, Magumbu. Porca troia. E poi c'ho sto coso qua dietro che non mi fa sedere bene, quindi via. Oh, così sì, così sì. Allora, io da lì non farei mai andare a battere un calcio d'angolo a un mancino, sinceramente. Quindi, però vabbè, ci va Ugello, va a battere questo calcio d'angolo. Uh, bravo, bravo Tipa. Bisogna tentare i tiri da fuori, bisogna tentarli. Si è alzata la traiettoria, è impreciso quello che ve pare, ma almeno ha tentato il tiro da fuori. Mamma mia, dai, dai, andiamo avanti, crediamoci. Dai, ci stiamo provando e già questo è qualcosa. Già questo è qualcosa. Però se guardo pure la prestazione del primo tempo, a me sinceramente non mi basta. Nandez, che cazzo fai? No, 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 no. Te prego, no. Bravo Mina. Bravissimo.
Bravissimo Mina. Mamma mia. Devo essere sincero, nel primo tempo non mi è piaciuto per niente però Mina, perché quel duo Zappa-Mina, oltre a essere la fascia da cui è nato poi il gol dell'1-0 dell'Udinese, non mi ha fatto brillare, non mi ha entusiasmato di certo a livello di prestazione, veramente orribile. Veramente brutta la prestazione sia di Zappa che di Mina nel primo tempo. Lasciavano parecchi spazi, il gol dell'1-0 deriva da uno spazio lasciato da Zappa che non va a pressare il giocatore dell'Udinese che tenta il tiro e nonostante quello non fosse il suo piede, riesce. Il tiro riesce. Scuffè purtroppo lì può ben poco perché un po' per la visuale coperta, un po' per un posizionamento che lascia abbastanza a desiderare. Che cazzo fai, Pavoletti? Ma fai ripartire il contropiede? Ma perché la giochi dietro? Vabbè, un po' per il posizionamento che comunque non è stato il massimo, ha preso gol. Però de certo non si può recriminare la prestazione di Scuffè perché lui come può il suo lo fa. Scuffè il suo lo fa sempre. E di certo non ci mettiamo a criticare adesso Scuffè per un gol preso, anche se in parte è colpa sua. Oggi, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto Augello. Meno male che non è entrato Azzi, aggiungerei. Mamma mia, Dossena. Ecco, vediamo se c'era. Mm, non si è visto bene, un po' dubbio, però vabbè. Guardate, eh. Guardate come va a finire, eh. Guardate, eh. Guardate, eh. Vabbè, avevamo capito che sta partita non la vincemo di sicuro. Meno male, meno male. Vabbè, finirà così in pareggio. Per carità, un pareggio è comodo, ma abbiamo bisogno di vincere anche in vista degli scontri diretti, di qualsiasi altra cosa. Oggi bisognava vincere. Con un pareggio non ci famo niente. Anche perché poi con l'Udinese stiamo a scontri diretti pari. Perché abbiamo due pareggi. È finita. Mamma mia. Niente. Comunque il riassunto di questa partita secondo me è che abbiamo bisogno di 11 Gaetano in campo. C'è poco da fare.